Ben ritrovati a Cattoliche dintorni. Apriamo la puntata di oggi parlando di arte, o meglio della mostra Videoarte dall'Europa proposta dagli studenti del laboratorio di organizzazione di eventi espositivi attivato dallo STARS. L'esposizione è composta da video di 10 artisti considerati stelle nascenti della videoarte provenienti da diversi paesi comunitari. Iniziative proposte in collaborazione con l'associazione Keirov e con la supervisione del professor Francesco Tedeschi. Vediamola insieme. Scusa, ma scusasse. Sì. Che mi saprà dire un nome di qualche artista contemporaneo? Artisti contemporanei? Ma perché lei ha provato a girare in giro e a vedere se ancora esistono artisti contemporanei? Professor Tedeschi, da dove è nata l'idea per la realizzazione di questo progetto e in cosa consiste nello specifico? L'idea è nata dal fatto che nei laboratori relativi all'arte contemporanea che abbiamo allo STARS, il coinvolgimento di Fabio Paris, che è un abile organizzatore di mostre, e la presenza anche di una collaborazione con Mario Gorni, che il Keirov di Milano ha raccolto e raccoglie istituzionalmente moltissimo materiale sull'arte contemporanea, permetteva di avere un contatto con la produzione artistica di oggi che fosse in rapporto col presente, attenta anche ai nuovi linguaggi, per cui si è pensato alla cosa che sembra complicata e forse è la più semplice, una rassegna di video d'artista, di video realizzati da artisti di 10 nazioni europee alla fine, perché poi sono stati selezionati dagli studenti ognuno un artista di una nazione, dalla Macedonia, l'Olanda, la Germania, l'Italia, eccetera, eccetera, e che spaziano anche attraverso i diversi linguaggi dell'arte video. Un tipo di arte che è molto diffusa e presente in tutte le manifestazioni internazionali, che non può essere separata dalle altre forme di arte, che ha però una sua specificità linguistica, o meglio strumentale, nella trasmissione del video, che viene ormai proiettato in tutte le possibili forme e situazioni espositive, però ogni video è molto lontano dal cinema o da tutto ciò che riguarda l'immagine su schermo televisivo, è proprio una cosa a sé, perché crea situazioni in rapporto col cinema, eccetera. Gli studenti hanno fatto un ottimo lavoro di selezione e è in fondo il tipo di mostra più semplice da realizzare, perché abbiamo solo messo a disposizione 5 aule dell'università, creando una soluzione che non è molto lontana da quella che si può trovare in certi musei d'arte contemporanea in Italia e nel mondo. È stato interessante lavorare in un ambiente universitario e quali differenze riscontra tra questo ambiente e i luoghi solitamente deputati al consumo artistico? Allora, i luoghi deputati al sistema artistico sono comunque strutturati e quindi al di là di tutto funzionano perché ogni professionalità confluisce in un progetto. Nel caso invece del mondo universitario, quindi nel caso di questa mostra, di questa esperienza vissuta assieme a voi, è un'altra cosa, vale a dire riuscire a costruire assieme un progetto e quindi trasferire io a voi le mie conoscenze tecniche in modo che possiate costruire voi un progetto, in questo caso un progetto di videoarte. E ora vi raccontiamo l'esperienza di Mattia Masnari a Puerto Rico grazie al programma Overseas. Mattia Masnari, secondo anno della laurea specialistica in scienze linguistiche, da poco tornato dopo 10 mesi da Puerto Rico grazie al programma Overseas. Mattia, ci vuoi raccontare di cosa hai fatto là? È stata un'esperienza molto interessante perché oltre ad essere uno studente all'Università di Porto Rico ho avuto anche l'opportunità di essere insegnante per 2 semestri, mi è stato assegnato un laboratorio di lingua italiana, la mia figura era quella che sarebbe la figura dell'assistente poi qua per un corso di lingua. È stata un'esperienza divertente
utile allo stesso tempo e chiaramente qualche dollaro extra non fa mai male poi. Di cosa ti sei occupato? Cosa studiavi? Ho trascorso il primo semestre nella facoltà di Humanidades, che sarebbe la facoltà di lingue e letterature, e ho trascorso, diciamo, tutti i primi 6 mesi lavorando un po' su quelli che erano dei corsi di scrittura giornalistica, soprattutto in lingua inglese, che mi hanno aiutato a migliorare anche l'uso della stessa. E nel secondo semestre invece sono passato alla facoltà di comunicazione, dove abbiamo avuto l'occasione di cimentarci con dei corsi un attimo più pratici. Ad esempio dovevamo stendere delle scalette per dei notiziari televisivi o radiofonici, corsi un po' diversi da quelli che ci sono qua in Italia, perché qua di solito si privilegia la teoria, e forse anche una delle cose negative della nostra università, mentre questi corsi erano forse più avvicinabili addirittura a quello che potrebbe essere uno stage qua, molto bello. E cosa ti ha dato questa esperienza? Hai avuto maggior facilità con la lingua oppure più sul piano personale della conoscenza di un altro paese? Beh, diciamo che dal punto di vista della lingua i miei professori di spagnolo non sarebbero troppo soddisfatti, perché sono partito con un accento navarro, visto che mi ero già fatto l'Erasmus a Pamplona 2 anni fa, e adesso sono tornato con il classico accento portoricano, il classico Spanglish che si usa lì, anzi direi che è una versione hardcore dello Spanglish, quello che hanno i portoricani, perché ogni 10 parole in spagnolo probabilmente ne aggiungono una in inglese, però è sempre utile imparare da una nuova cultura, e dal punto di vista accademico molto utile, dal punto di vista dell'esperienza personale. Ovviamente è sempre una buona cosa vivere in un altro paese, perché si impara una nuova cultura e ovviamente, a prescindere da quale sia questa cultura, è sempre un'esperienza arricchente. I nostri dati ci dicono che gli studenti amano poco spostarsi all'estero, anche gli studenti di lingue purtroppo scelgono poco programmi Erasmus e programmi Overseas. Cosa dice loro? L'invito sarebbe: italiani, muovetevi, perché secondo me è uno dei principali difetti dello studente italiano è questa mancanza di intraprendenza nel viaggiare all'estero, perché un'esperienza all'estero secondo me fa abbastanza la differenza, perché sapersi muovere in un'altra cultura, comunque riuscire a ambientarsi, migliora uno studente sia dal punto di vista accademico che dal punto di vista dell'esperienza personale, e non so perché poi gli italiani abbiano questa difficoltà a uscire dal nostro paese. Io sfortunatamente, per i miei genitori che mi vorrebbero un po' più a casa, ho sempre avuto una facilità particolare, mi sono già fatto un po' di esperienza all'estero e consiglio a tutti di farle, perché non sapete cosa vi state perdendo, diciamo.